Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna ogni giovedì per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e saluto tutti. Bentornato su Radio Libertà. Io introduco solo dicendo che oggi premiamo una signora che si piazza sempre bene nella nostra classifica settimanale e che oggi ha vinto però proprio per distacco, ecco. Invece oggi ha performato ancora meglio del suo solito, ecco. No, veramente ha toccato il vertice della sua, diciamo, stravaganza, la chiamo così per non offendere la signora. Ma cosa è successo? Che la Cassazione ha deliberato una cosa che fa ridere, e cioè ha bocciato il nome di padre e madre sui documenti ufficiali, quelli anagrafici. Tu non puoi più scrivere padre e madre, ma devi mettere genitore 1 e genitore 2. A parte il fatto che non si capisce qual è l'1 e qual è il 2, ma questo è un dettaglio. E la Boldrini è stata una delle promotrici di questa iniziativa stolta, perché che male c'è dire mamma e papà? No, non si può più. Genitore 1 e genitore 2. È una cosa addirittura comica. E la signora peraltro ha aggiunto che se uno usa il termine padre e madre si macchia di un peccato, quello del bullismo. Ma quale bullismo? Tutti noi abbiamo avuto un papà e una mamma e non ci pare che fossero dei bulli, né noi siamo diventati bulli con i nostri figli. Insomma, la Boldrini invece si mette in cattedra e ci spiega che papà e mamma sono una espressione di bullismo irrefrenabile, cosa addirittura comica. Però devo dire che questa bamba va esteso anche alla Cassazione, perché come si fa a deliberare una cosa del genere? Abolire i genitori, abolire la mamma e il papà e introdurre 1 e 2 al posto di mamma e papà. Non so come faremo nelle case, continueremo a chiamarlo babbo, papà, mamma, e questa è la vendetta della società, che poi si comporta come vuole e fa benissimo, perché quando a decidere le questioni sono un branco di imbecilli, è molto meglio non ubbidire, ma disubbidire. Quindi oggi il premio Bamba lo diamo alla Boldrini, che è un po' la fautrice di questa decisione stolta, però naturalmente di conseguenza estendiamo il Bamba a tutta la Corte di Cassazione. Sì, indubbiamente, perché rendere padre e madre due termini tabù e clandestini è veramente da Bamba. Scusa, mi sono dimenticato di dire la motivazione. La motivazione è questa. Ci sono gli omosessuali che si sposano tra loro, poi adottano un bambino e poi lì non si sa chi è il padre e la madre, anche perché sono adulti, non sono naturali, e quindi per evitare questa confusione hanno deciso, appunto, per omaggiare gli omosessuali e le lesbiche, introducendo questa norma che più cretina di così era difficile immaginare. Sì, indubbiamente, anche perché parlando di quelle a cui alludevi tu, cioè le cosiddette famiglie omogenitoriali, io ieri sono andato a leggere l'enciclopedia Treccani, che spero non sia accusabile di bullismo e di omofobia. Alla voce omogenitoriale riporta: detto di famiglia in cui il ruolo di genitore è svolto da una coppia di persone appartenenti allo stesso sesso. Ma quindi, scusami, diciamo due padri o due madri, cioè non sono persone disincarnate, comunque si possono definire o padri o madri. Io la terza opzione continuo a non vederla obiettivamente. Ovvio, scelgano loro chi è il padre e la madre, e poi noi non possiamo impostare la nostra vita sociale sulle eccezioni che sono costituite dagli omosessuali. Gli omosessuali già confondono le vie d'uscita con le vie d'entrata, e già questo li rende un po' in confusione.
Se poi adesso dobbiamo anche dire 1 e 2, insomma, un po' ci viene da ridere, però un po' ci fa arrabbiare. Sì, indubbiamente. Ti rilego tra l'altro quella frase della Boldrini perché ha a che fare con una cosa che hai scritto tu. La frase della Boldrini è: la Cassazione ha messo fine a una forma di bullismo di Stato perpetrata per anni da Salvini, perché l'allora ministro dell'interno era appunto Matteo Salvini, che impose padre e madre, tra virgolette, no? Mi ha fatto venire in mente questa cosa, diciamo, la guerra delle parole, no? Su cui tu hai scritto anche un libro, Fascisti delle parole, cioè questa forma di dittatura contemporanea politicamente corretta riferita al vocabolario. Ce la puoi spiegare in cosa consiste? Consiste nel fatto che ormai certe parole sono vietate, nel senso che se tu le pronunci tutti ti guardano storto, no? Perché è invalsa questa cultura, chiamiamola cultura, questa subcultura, per cui bisogna attenersi a tutto ciò che impone il politicamente corretto, che invece è il politicamente scorrettissimo, perché quando si fa la guerra alla lingua italiana, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona nel cervello, perché la lingua italiana, che deriva direttamente dal latino e si chiama l'italiano volgare proprio perché è un latino volgare, insomma adesso volerlo storpiare con l'introduzione di questi obblighi e di questi divieti è una cosa addirittura che non dico comica, ma che può anche fare, scusate il termine, leggermente incazzare. Sì, anche senza leggermente, forse in alcuni casi, ma volevo chiederti, in questa tua ricognizione sul fascismo delle parole, quali sono a tuo giudizio le parole proprio tabù, quelle oggi proprio proibite da questa forma di ideologia? Allora, sono talmente tante che adesso non riesco a elencarle, però nel libro ne ho fatto veramente una specie di inventario, ed è una cosa spaventosa, insomma. Non si possono dire certe parole, c'è poco da fare. Adesso mi sembrerebbe un po' noioso mettermi qui a fare una elencazione che sarebbe comunque monca, Certo. perché l'improvvisazione, sai, non ti aiuta. Però guardate, è una cosa incredibile, ma lo sanno tutti che ormai non si può dire questo, non si può dire quello. Mamma mia, è una cosa per esempio, tu citavi giustamente la parola negro, che storicamente attiene alla storia delle comunità afroamericane, anzitutto, che si autodefinivano orgogliosamente tali, per esempio. Ma certo, ma poi voglio dire, c'è anche il fiume, no? Niger. Certo. Allora anche il fiume si deve incacciare, deve esondare perché bisogna chiamarlo nero. Ma siamo veramente fuori dal mondo. Completamente fuori dal mondo. Un'altra cosa che mi colpisce è che c'è sempre questa cosa per cui non si considerano i diritti del soggetto, direi evidentemente più debole, cioè nel caso il bambino, no? Il bambino avrà pur diritto di avere un padre e una madre, di riconoscerli anche dal punto di vista terminologico, così, no? Ma certo, ma ne sappiamo qualcosa, siamo stati bambini anche noi, siamo stati genitori, siamo genitori. Sappiamo come funziona questa cosa. Non c'è niente di male nel dire mamma, anzi è la prima parola che impara un bambino è mamma. Quando è nato, la prima parola che impara è mamma. Insomma, e noi lo vogliamo abolire, ma stiamo scherzando. Siamo veramente diventati tutti cretini. Effettivamente sì, o ciascuno di noi a un anno era fascista a sua insaputa dicendo mamma, oppure c'è qualcosa che non va, diciamo, in tutto questo. È divertente, hai ragione, è stata una bella battuta, complimenti. No, complimenti a te e, come dire, ribadiamo con estrema convinzione il nostro Bamba Laura Boldrini. Beh, quello diventa un simbolo. Ne lo meriterebbe anche per mille altre cose, ma in questo caso è riuscita ad eccellere in stupidità, per cui Bamba le è dovuto proprio anche d'ufficio. Le è dovuto d'ufficio e non escludiamo che torni nella nostra galleria di Bamba, perché è una personalità molto dotata da questo punto di vista. Sì, è molto dotata ed è sempre candidata. Esatto. Grazie come al solito per essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Ciao direttore. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.